Il MOSE è stato attivato per un test programmato, barriere sollevate in tutte le bocche di porto e l'avanzamento delle operazioni era visibile sulla home page del commissario straordinario. La modalità di comunicazione online prevede che ogni fase sia annunciata attraverso un sistema semaforico. Il verde indica nessuna attività, l'arancione la possibilità di un sollevamento delle barriere 9 ore prima dell'evento, precisando anche il countdown, il giorno, l'ora e il tempo rimanente al sollevamento. Il rosso lampeggiante indica l'inizio del sollevamento, mentre il rosso fisso le barriere sollevate. Le operazioni sono iniziate alle 9 e terminate alle 13 circa, tranne al Lido Tre Porti dove sono proseguite fino alle 16. Per tutta la durata del test, in prossimità delle bocche, è stata vietata la navigazione. Si tratta di un sistema di routine per verificare lo stato di conservazione delle parasoie e in questo caso con tanto di ispezione da parte dei sub della Guardia di Finanza incaricati di analizzare il deterioramento delle strutture sott'acqua. Il nuovo sistema di comunicazione è condiviso con il Comune di Venezia, il Consorzio Venezia Nuova, il Provveditorato alle Opere Pubbliche e la Capitaneria di Porto. L'ultima volta che si è sollevato per necessità è stato l'11 febbraio. In totale, tra l'autunno e l'inverno, il MOSE è entrato in funzione 20 volte tra sollevamenti completi e parziali.